Vi è mai capitato, camminando in mezzo a un bosco, in alta montagna o in spiaggia al tramonto magari, quando la maggior parte delle persone è sparita nella cortina di fumo che precede il crepuscolo, di sentirvi parte di qualcosa di immenso e indescrivibile che riusciva a colmarvi di gioia? Se sapete di cosa parlo, sono sicuro che in quei momenti siete arrivati a percepirlo, a sentirlo nel profondo e a farlo intimamente vostro, lo spirito di un luogo. Qualcosa nel profondo a quel punto si risveglia. Improvviso ricordi chi sei e cessi di sforzarti di essere la proiezione di qualcosa che non ti è mai appartenuto, o l'idea che qualcuno si è fatto di te. In quell'attimo sei connesso a qualcosa che è te e allo stesso tempo ti contiene. Mentre respiri il salmastro portato dal turbino del vento, chiudi gli occhi, ti senti vivo come non lo sei mai stato e avverti la radice stessa della vita, comprendendo il significato più profondo del termine vivere. Accade anche quando arranchi col fiato spezzato dalla fatica e, alzando gli occhi verso la vetta ancora lontana, un miraggio in pratica, invece di disperarti sorridi, stringendo con ancora più vigore il bastone che ti sostiene. Oppure, mentre sei in mezzo al bosco in autunno, circondato da una pioggia di foglie dorate, quando siedi in campagna d'estate, con lo sfavillio del sole negli occhi, il vento sulla pelle e nelle orecchie il canto di 1000 cicale, che di lì a poche ore lasceranno il posto un oceano minuoso intermittente di lucciole. Ti senti nel cuore pulsante dell'universo. In quei momenti di puro essere non sei separato da nulla, neanche da te stesso, e capisci che tutta la vita che vale la pena di vivere è proprio lì. Ho aperto questo canale per raccontarti i luoghi da dentro, attraverso le emozioni. Che passeggi in un borgo, nel cuore di un bosco, in mezzo a una città, io questo pezzo di terra a forma di stivale circondato da un mare bellissimo, voglio raccontartelo attraverso gli occhi del cuore. Per questo ti chiedo di seguirmi, affidandoti a loro soltanto.